Bentornati e bentrovati a Storie. Stiamo raccontando in queste puntate la vicenda umana di Alceo di Mitilene, questo autore che vive nel suo apice intorno al 610 a.C. e che propone alla riflessione dei suoi contemporanei la lirica monodica. La lirica monodica era un tipo di componimento che veniva cantato su uno strumento a corde, cantato nell'ambito di una comunità politica di riferimento. C'era uno che si alzava e cantava gli ideali di quella comunità politica di riferimento. Questa comunità politica di riferimento poteva essere di maggioranza, legata al tiranno che in quel momento aveva preso in mano le sorti della città, o di opposizione, legata invece a coloro che volevano abbattere quella tirannia e la classe sociale che l'aveva portata alla ribalta. Spesso e volentieri era il popolo che si invaghiva di un tiranno e faceva incarnare dal tiranno tutto il suo livore verso i ceti più elevati. Potremmo dire che queste erano originarie e primitive forme di populismo, dove in qualche modo la volontà del popolo veniva consacrata a un'ideologia ferrea e fredda che annichiliva tutti quelli che erano i nemici circostanti. Ecco, Alceo si inserisce in questo contesto con una maniera molto originale. Alceo vive a Mitilene, una città che vive lunghi anni di tirannide, vive con alcuni tiranni a lui consenzienti e vive con alcuni tiranni invece profondamente diversi anche caratterialmente da quelli che erano i suoi intendimenti. Ecco, Alceo in questo contesto organizza una produzione poetica originale, molto originale, che cambierà fondamentalmente tanto della poesia greca. La organizza dentro questi banchetti che noi abbiamo imparato a chiamare o simposi, molto genericamente, che erano proprio il sinonimo, la parola, il vocabolo, il lessico indicato al banchetto, oppure quelle che vengono chiamate eterie o tiasi. Le eterie erano per l'appunto delle confraternite che condividevano degli ideali di tipo politico, o i tiasi che invece erano dei luoghi di condivisione di ideali di tipo religioso. Alceo è un poeta delle eterie, è un poeta che condivide ideali di tipo politico, è un poeta che di fronte all'evolversi della situazione politica della sua città dice: rimaniamo umani, cerchiamo di rimanere umani. Cerchiamo di fare in modo che la politica non ci porti via il nostro diritto di essere uomini. E Alceo lo rivendica questo diritto, lo rivendica anche in maniera aggressiva. Alceo è un uomo molto passionale, un uomo che tante volte entra in contrasto, un uomo che irride l'avversario, un uomo che lo ridicolizza, per rivendicare il proprio diritto di esserci, per rivendicare il proprio diritto di stare al mondo. È come se Alceo dicesse: le opinioni politiche non possono confinare l'umanità. L'umano non può essere determinato dalle opinioni politiche, dall'andamento della società, ma l'umano ha una storia che non può essere fermata. Ed è questa forse la prima caratteristica di tutta la poesia monodica, di tutta la lirica monodica. La lirica monodica è una lirica che attraverso il canto, utilizzando quello stratagemma importantissimo che è l'isosillabismo, i canti della lirica monodica sono tutti isosillabici, hanno tutto lo stesso numero di sillabe, verso dopo verso, tutti i versi hanno un numero di sillabe identico, proprio per indicare che c'è una voce che proviene dal popolo, c'è una voce che proviene dall'umano, che non è riducibile alla voce del popolo, ma che è molto di più della voce del popolo, che chiede al popolo, che chiede ai tiranni, che chiede all'aristocrazia, che chiede alle fazioni in lotta di rimanere umani. Questa è la passione che muove Alceo e questo è il motivo per cui verrà ricordato lungo gli anni, di un uomo così capace di essere al centro dell'attenzione, al centro degli avvenimenti della storia, con un desiderio di umanità che ne fa in qualche modo un autore importante e significativo per tutte le epoche. Dopo di lui verrà Saffo e con lei partirà una vicenda, un'avventura completamente nuova. La racconteremo qui, la racconteremo a Storie la prossima settimana.